il Signore ti dice questa mattina ancora una volta, voglio ripetere questa domanda: hai capito tu, fratello? Hai capito tu, sorella, quello che Dio vuole da noi? Hai capito tu che per stare con Dio, per stare nel suo regno, dobbiamo paragonarci alla rete del pescatore? Noi diventeremo pescatori tutti quanti, lo siamo già, e dobbiamo anche sapere che nel nostro pescato ci saranno delle delusioni, ma questo non deve influire sulla nostra attività spirituale, non deve influire, sai, tante volte capita, io penso che capita spesso, pescare e prendere soltanto dei pesci non buoni, pescare e raccogliere soltanto ciò che non puoi usare. Cosa deve fare? Da oggi non sono più pescatore, vado a fare il muratore. No, tu devi portare avanti la tua chiamata, devi portare avanti quello che Dio ha per te, devi portare avanti, devi rientrare, riprendere la barca, rientrare ancora nel mare, nel largo mare, provare a cambiare il posto, vado a pescare dall'altra parte. Io voglio le benedizioni del Signore, io voglio che io cresca, voglio che maturare. Oh, se nella mia rete entra soltanto delusione, soltanto rabbia, tristezza, se nella mia rete entra soltanto perdizioni, altre cose, io lo rilancio ancora, perché l'ha fatto Gesù alla croce. Lui non ha abbandonato, fratelli, non si è fermato soltanto alle parabole e ai miracoli, lui è andato fino alla fine. Padre mio, tutto è compiuto, alleluia, gloria al Signore. Lui non ha mai lasciato neanche lì alla croce. Sapete cosa è successo alla croce? Un gran miracolo, una grande confessione di combattimento spirituale. Il Signore, attenzione, fate attenzione, perché io vi invito questa mattina ad essere buoni pescatori e di avere nelle vostre mani una buona rete, e vi invito a essere dei vasi utili nelle mani del Signore. Lì alla croce è successo quelle cose, il Signore stava per morire. Lì alla croce il Signore stava per perdere la sua vita, lui stava per compiere ogni cosa fino alla morte, ma anche lì sulla croce lui ha continuato a predicare, ha continuato a salvare il ladrone, lui non l'ha lasciato. Oggi stesso tu sarai con me nel cielo, alleluia. Cosa dimostra questo? Che il nostro Dio vuole che noi combattiamo fino alla fine. Cosa vuole il nostro Dio da noi? Che noi non ci abbandoniamo, non ci perdiamo neanche di fronte alla morte, mentre le sue mani erano inchiodate, i suoi piedi inchiodati, mentre era ancora frustato, ancora morente, ancora dissettato, aveva bisogno di acqua, aveva bisogno di finire tutto quanto, e non si è fermato, ha salvato ancora il ladrone, alleluia. Oh, lui non aveva fermato la sua preghiera, anche lì sulla croce. Non lamentarti, fratello, non lamentarti, sorella, che le cose non ti vanno bene, non hai il diritto di dire una cosa del genere, ma hai il diritto di combattere. Anche lì di fronte a ogni situazione lui pregava: Padre mio, perdona loro, alleluia. Che Gesù che abbiamo, Gloria a te. che Dio che abbiamo. Gloria al tuo nome. Perché ci dà le parabole? Perché ci ha dato la sua parola? Perché questa mattina ci sta chiedendo: hai capito tu? Non uscire da qui. Se non hai capito bene, tante volte noi capiamo ma non vogliamo. Se non hai capito bene questa mattina, o se hai capito ma non hai la forza, chiedilo al Signore Gesù Cristo. Perché se usciamo fuori dalla sua casa, se usciamo fuori dalla sua chiesa, se usciamo fuori dal suo corpo, se abbandoniamo per le nostre ragioni, abbiamo letto questa mattina che di là c'è stridore dei denti, c'è il dolore, rischiamo di perdere la salvezza. Leggiamo insieme, poi concludo, alcuni versetti della parola del Signore. Vogliamo leggere anche capitolo 3 di Luca, versetto 12, di Matteo, scusatemi, lo stesso. Rimaniamo nel Vangelo di Matteo questa mattina. Leggiamo capitolo 3, grazie Gesù Cristo, versetto 12, capitolo 3, versetto 12. Ascoltate qui cosa dice. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pulla con fuoco inestinguibile. Oh alleluia! Oh alleluia! Vedete, tutto l'Evangelo, tutta la parola di Dio è un raccolto, ma anche una scelta. Vediamo che il Signore continua a raccogliere, ma poi saranno quelli che saranno lanciati via, buttati via, perché il Signore vuole la qualità del credente, vuole il tuo cuore, la tua mente, l'anima tua, non un credente a parole, non uno che le cose non gli va mai bene, il Signore dà e altri a te non dà. Fratelli, sorelle, questa mattina mi sento di dire a voi: la gloria va da Dio, perché la gloria è sua, non tua, non mia, alleluia. Ma
preoccupiamoci di essere buon grano, buon raccolto, preoccupiamoci di essere quelli scelti dal Signore. Tutti sono chiamati, tutti sono nella rete, ma pochi sono eletti. Gloria al nome di Gesù Cristo, Re di gloria. Leggiamo anche in capitolo 25, sempre di Matteo, versetto 32, ascoltiamo attentamente cosa dice. Gloria al nome del Signore. Matteo capitolo 25 versetto 32: e tutta la gente sarà riunita davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come un pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi state preparato fin dalla fondazione del mondo. Alleluia. Cosa vuoi più di questo? Cosa vuoi più di questo? Di questo invito da parte del Signore. In questo momento sento unzione da parte del Signore, sento il suo Spirito Santo che è qui con noi. Oh, lascia che ti tocca, lascia che ti possa prendere dal luogo dove ti trovi, che ti sposta nei suoi granai, che ti sposta nella sua barca, nei suoi vasi. Lascialo che ti porta nel suo regno. Alleluia. Il nostro Dio non ti getta via, Lui ti invita. Vieni nella mia casa, prendi la veste nunziale. Leggiamo insieme versetto 42 del capitolo 13 che abbiamo letto finora. 42, capitolo 13. E li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire oda. Hai sentito questa mattina tu? Mi hai sentito questa mattina? Hai sentito l'invito del Signore? Lui prenderà i suoi, Lui prenderà te e me, Lui ci porterà nel suo regno, anche se c'è qualche difetto, qualche problema, se ti trovi in qualche circostanza, Lui ti vuole con Lui. Basta che apri la tua bocca con un cuore sincero, con una mente libera, con un cuore desideroso della presenza di Dio, e dici: Signore, tu mi hai raccolto, salvami. Io non sono un pesce, ma sono il tuo figliolo. Nessuno è perfetto, tutti sono peccatori e privi della grazia di Dio, ma c'è uno che è morto per te, è uno che ha dato la sua vita per te, è uno che ha fatto di tutto per salvarti. Sta soltanto a te prendere la benedizione. Capitolo 13 di Matteo, versetto 16, leggiamo insieme e concludo. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non li videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Beato te, fratello, che questa mattina sei qui. Beato te, perché molti vogliono essere come te, ma non lo sono. Molti vogliono stare su questa sedia in quel giorno di giudizio. Molti vogliono dire: anche io volevo ascoltare, anche io volevo mettere in pratica. È tardi. Beato te che sei qui questa mattina. Beato te che ti trovi in questo luogo. Beato te perché hai ascoltato questa parola. Beate le tue orecchie, i tuoi occhi, perché vedono e ascoltano la parola del Signore, come l'ho sentito questa mattina. Alziamoci in piedi. Alleluia. Ascoltate questo versetto 19 del capitolo 13, ascoltatelo bene, chiudete i vostri occhi, ascoltate, fratelli.
Matteo 13, versetto 19. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non lo comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Come hai ricevuto la parola del Signore questa mattina? Come hai ricevuto la parola dell'Eterno Dio questa mattina? Come l'hai ricevuto? Come è entrato nel tuo cuore? Come lo stai tenendo? Hai capito tu, fratello? Hai capito?